Una vera e propria valanga di attività si è svolta questa sera dietro le quinte del Napoli e questa volta coinvolge 3 giocatori chiave: Antonio Conte, Kevin De Bruyne e Jonathan David. Come sempre, qui sul canale avrete le informazioni più affidabili e aggiornate su quanto sta accadendo nel cuore della strategia azzurra. E secondo il giornalista Armando Areniello, la parola d'ordine del Napoli in questo momento è anticipare la concorrenza con intelligenza e audacia. Lasciate quindi i vostri like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché il Napoli sta costruendo più di una squadra, sta costruendo un progetto d'élite. A partire da Antonio Conte, Areniello è stato chiaro: l'allenatore deve rimanere alla guida del Napoli. Nonostante le voci che accostano il nome del tecnico alla Juventus, il giornalista ha dichiarato che Aurelio De Laurentiis non è disposto a lasciare andare Conte, né per soldi né per pressioni. La fiducia nel rinnovo è alta e, secondo fonti interne, l'ultimo incontro tra la società e l'allenatore avverrà a fine stagione, suggellando un nuovo ciclo che si preannuncia ancora più ambizioso. Ed è qui che entra in gioco Kevin De Bruyne. La trattativa con il fuoriclasse belga prosegue dietro le quinte. Secondo Areniello, la moglie di De Bruyne è stata di recente a Napoli, in un hotel di lusso sul Golfo, e sta cercando una residenza spaziosa all'altezza del giocatore. Anche se la scelta della casa non è ancora definitiva, l'atmosfera è positiva. Il Napoli ha fatto una solida offerta di contratto biennale con bonus, e i colloqui proseguono con moderato ottimismo. La città è già pronta ad accogliere il nuovo maestro del centrocampo, manca solo la firma. E per concludere in bellezza, Jonathan David. L'attaccante canadese è una priorità offensiva del Napoli e Giovanni Manna ha già presentato un'offerta superiore a quella dei rivali dell'Inter. Mentre i nerazzurri hanno offerto tra i 5 e i 6 milioni di euro, il Napoli ha presentato un'offerta tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione, facendo capire che la maglia azzurra è sinonimo di protagonismo, progetto europeo e possibilità di essere titolare in una squadra costruita per vincere. Il giocatore non ha ancora dato una risposta definitiva, ma l'offerta partenopea è al momento la più concreta e allettante sul tavolo. Con Conte in panchina, De Bruyne a impostare il gioco e David a finalizzare, il Napoli ha la possibilità concreta di giocare un ruolo da protagonista nella prossima stagione, sia in Serie A che in Champions League. Il consiglio di amministrazione è unito, gli investimenti sono coerenti e l'obiettivo è totale: collocare il club tra le grandi d'Europa con programmazione, ambizione e identità. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, quale di questi nomi vi entusiasma di più? Credete che Conte, De Bruyne e David insieme possano trasformare il Napoli in un nuovo gigante europeo? Commentate qui sotto, condividete con i vostri amici napoletani e, ovviamente, fateci un super ringraziamento per rafforzare il canale e rimanere aggiornati su tutte le offerte più calde del nostro glorioso Napoli.